collegamento con Onda Libera. Come anticipato stamani in rassegna stampa, cerchiamo stamattina di capire qualcosa di più relativamente alla questione del DNA, che è diventato il protagonista, lo è sempre più, lo è da ormai un po' di tempo a questa parte, è diventato protagonista delle indagini e delle vicende giudiziarie delle quali leggiamo sui giornali. Ci farà da spunto ciò che abbiamo letto in questi giorni a proposito dell'omicidio di Chiara Gambirasio, con l'arresto di quello che rimane attualmente, mi sembra, l'unico indagato, ovvero Massimo Giuseppe Bossetti. Ieri c'è stato un confronto con il pubblico ministero e poi magari diamo conto di alcune delle questioni che secondo i giornali sono emerse da questo confronto, però di questo parleremo stamani con due ospiti. In studio con noi l'avvocato Luca Dauria, che saluto e ringrazio. Buongiorno avvocato Dauria. Buongiorno a voi. Che si è formato, diciamo così, professionalmente e accademicamente dal punto di vista anche universitario sulla questione del DNA e che ha avuto modo di confrontarsi con questo tema anche in diversi procedimenti giudiziari, naturalmente, oltre che di approfondirlo sotto il profilo scientifico, professionale e anche accademico, no? A livello di formazione universitaria e non solo. E poi ne parleremo più tardi con il dottor Marzio Capra, che ha un'esperienza nei RIS, quindi a livello investigativo, operativo, diciamo così, nel reparto di investigazioni scientifiche dei Carabinieri, ed attualmente è componente del laboratorio di genetica forense DNA Lex dell'Università degli Studi di Milano, la sezione di medicina legale, quindi ci potrà chiarire molto meglio da un punto di vista anche proprio scientifico-tecnico cosa significa parlare di DNA, perché credo, intanto avvocato Dauria, a livello di premessa, che su questo tema la pubblica opinione abbia quasi forse fisiologicamente e necessariamente idee un po' confuse, no? Nel senso che si attribuisce a questo tipo di indagini scientifiche un carattere di assoluta veridicità, di risolutività di tantissime vicende, anche giudiziarie, giusto appunto. E invece dovremmo partire da un concetto che anche questo è un po' poco chiaro, secondo me, dal punto di vista dell'opinione pubblica e quindi di noi tutti cittadini, è il concetto dell'indizio e della prova. E credo che da questo punto di vista la vicenda dell'omicidio di Chiara Gambirasio, con l'arresto dell'unico indagato Bossetti, appunto, ci fornisca diversi spunti di riflessione. Perché noi riflettiamo su queste cose? E lo abbiamo fatto anche nelle settimane precedenti, perché io credo, parto da questa premessa, poi lascio subito a lei una preliminare valutazione degli argomenti che abbiamo iniziato a discutere. Credo che ci sia nella pubblica opinione, nella maggioranza dei cittadini, una concezione abbastanza distorta di quelle che sono le garanzie per il singolo cittadino che si trova indagato, che non è una questione che riguarda solo l'indagato, è una questione che riguarda tutti i cittadini, perché ha a che fare, ed è questo stato il tentativo, diciamo, di questo l'ottica, l'approccio col quale cerco di fare queste trasmissioni, quello di mettere in luce alcune caratteristiche che hanno a che fare con gli strumenti di difesa intesi non esclusivamente solo dal punto di vista giudiziario, processuale, dal punto di vista dell'avvocato e dell'imputato, ma dal punto di vista del cittadino. Cioè, quando noi leggiamo determinate cronache e i giornali, dovremmo avere gli strumenti anche per capire cosa c'è, diciamo così, di superficiale o di errato e quali sono i cardini, diciamo, intorno ai quali si struttura questo faticoso processo del fare giustizia, del fare indagini, che è un bene della collettività, perché che la macchina della giustizia funzioni è un'esigenza collettiva, è un'esigenza di tutti i cittadini. Però i cittadini devono conoscere quali sono i diritti della difesa, quali sono i concetti fondamentali, come si svolgono le indagini, quali sono le garanzie per tutti, diciamo, compreso ovviamente l'indagato, durante lo svolgimento delle indagini. Cosa significa appunto processo indiziario, cosa significa prova. C'è molta confusione, perché se uno guarda anche i dibattiti televisivi, perfino credo anche tra voi avvocati a volte c'è poca chiarezza su che cos'è, per esempio, questo caso specifico. Qui siamo, credo, avvocato Dauria, davanti a un processo, o meglio, a un'indagine e a un futuro processo di carattere indiziario, no? Anche il DNA è un indizio, non è una prova, o sbaglio? L'indizio è una prova, però. Allora, ecco, allora chiariamoci le idee.
Allora, molto, molto semplicemente per chiarire questi concetti, perché effettivamente ogni volta in cui ci si trova di fronte a dei procedimenti giudiziari che hanno una particolare rilevanza mediatica, si sente, no? Nei vari dibattiti si sente questo discorso, è un processo indiziario quasi a far credere che sia un processo fondato su degli elementi probatori di minor valore. Questo non è vero, l'indizio è un mezzo, è una prova regolata dal nostro codice di procedura penale. Qual è? Allora, per essere semplicissimi, indizio e prova rappresentativa. La prova rappresentativa è la testimonianza o il documento, l'indizio è tutto il resto. La prova rappresentativa è quella prova che è capace di dire Tizio ha fatto X perché? Perché un altro signore lo ha visto. Il documento è quella prova che dice è successo questo perché c'è scritto nel documento. Dire che è più affidabile dell'indizio è È arbitrario. è arbitrario, non è assolutamente vero, anzi, l'indizio invece, che è quella prova cosiddetta logica, cioè che necessita di essere correlata ad altri elementi di prova e insieme formare una sorta di tracciato logico, di percorso logico, è non solo un elemento fondamentale per l'inchiesta, ma anche per il giudice nella decisione. Ma è, se questo tracciato è rispettato e presenta tutti gli elementi che il codice stabilisce come necessari, beh, alla fine del ragionamento sostanzialmente si ha una certezza molto spesso molto maggiore che nelle altre prove, cioè quelle rappresentative, testimonianze e documento, che sono sempre sottoponibili a dubbio. Quindi dire che è un processo indiziario utilizzando questa definizione come se fosse un processo meno sicuro non è assolutamente vero. Tant'è che, se posso, e poi concludo questa prima, diciamo, analisi processuale, il DNA è chiaramente un indizio, perché il DNA che cos'è? Una traccia biologica trovata sul luogo del delitto o in un luogo che si ritiene essere direttamente correlato col delitto. Perché è un indizio? Perché la traccia di DNA non dice ho visto Tizio uccidere, ho visto Tizio violentare, ho visto Tizio fare un qualche cosa. Dice Tizio è passato di lì. Poi dopo starà al complesso dell'indagine dire se è passato di lì per commettere il reato, se è passato di lì per altre 100 ragioni, no? Negli omicidi familiari, trovare il DNA vicino sul luogo, nei pressi o addirittura addosso della vittima può non voler dire niente. Perché? Perché la persona frequenta quei luoghi, frequenta quella persona e quindi il fatto che ci sia una traccia sua, se non correlata ad aspetti specifici del reato, può non aver valore. Questo è il concetto di indizio, è una prova che deve essere supportata da un ragionamento logico che porta a dire che quell'elemento è direttamente correlato al Quindi, nel caso reato. specifico, facciamo questo esempio, di una persona il cui DNA, dicono gli inquirenti, dice la pubblica accusa, è stato sicuramente ritrovato sul corpo addirittura della vittima, no? Nel caso specifico, questa che viene considerata giornalisticamente prova regina, è stata è definita così, no? Poi le chiedo se ha un senso questa definizione, prova regina, deve essere corroborata da una serie di altre prove, tra virgolette, che sono, no? Allora, può essere la prova regina, nel senso che effettivamente se non si riesce a stabilire una ipotesi alternativa plausibile, è evidente che il fatto che ci sia del DNA, qualche traccia genetica sulla vittima, vicino alla vittima, in una particolare dislocazione specifica,
Beh, questo può essere decisivo, tant'è che la giurisprudenza ammette, a differenza che per gli altri indizi, il DNA come indizio unico. Questo cosa vuol dire, avvocato Dauro? Vuol dire che può esserci solo la prova del DNA, mentre invece per le altre prove indiziarie è necessario una armonizzazione di più indizi e il fatto che tutti siano gravi, precisi e concordanti. Quindi concordanti vuol dire più di uno. Per il DNA diciamo che si accetta che sia solo grave e preciso. La concordanza non importa proprio perché si dà al DNA un valore maggiore. Grave e preciso, molto semplicemente, cosa vuol dire? Preciso vuol dire che non si dubita della natura dell'indizio. Grave vuol dire che, secondo un ragionamento probabilistico, tra quell'elemento e il reato c'è un nesso diretto. In questo caso, se posso, sì, in questo caso sembrerebbe preciso l'indizio, nel senso che dalle notizie giornalistiche si può ritenere, salvo sorprese, però sappiamo che l'investigazione è segreta e quindi non si conosce tutto, sembrerebbe che sia stato e ci sia una quantità di DNA sufficiente non solo per l'esame dell'accusa ma anche per dei controesami della difesa, quindi ci sia una quantità di materiale biologico di DNA piuttosto copioso, e quindi se è piuttosto copioso l'esame diciamo così è semplice e quindi il risultato è preciso. Che per la verità è l'esatto opposto di quello che era stato detto e raccontato sui giornali all'inizio di questa vicenda, cioè che le tracce non fossero così copiose, che non fosse ripetibile l'esperimento proprio in virtù dell'esiguità delle tracce. Adesso invece riporta oggi un quotidiano: secondo fondate indiscrezioni, scrive Repubblica, c'erano tanti frammenti col DNA di Ignoto 1, cioè Bossetti, che pensare al fatto che questo sangue possa essere stato trasportato, per esempio, tramite un attrezzo utilizzato dall'uomo o altro, è fantasia, dice Repubblica, citando tra virgolette una fonte ovviamente anonima. Quello era sangue fresco, sangue di Ignoto 1 che si è ferito e ha impregnato i leggings di Iara. Questo sembrerebbe, diciamo così, o meglio, stiamo parlando di notizie giornalistiche, ovviamente. E quindi non c'è nessuna... in questo caso l'indizio DNA dovrebbe essere un indizio preciso. Il punto qua è se è un indizio grave, cioè se la presenza del DNA di Bossetti ha una diretta correlazione col fatto ignoto, cioè l'omicidio. E questo credo che sia il punto giuridico più complesso di questa vicenda. Perché gli altri elementi, quelli perlomeno di cui siamo a conoscenza tramite sempre la divulgazione giornalistica, che però sappiamo essere una divulgazione, diciamo, da prendere molto con le molle dal punto di vista della realtà. Noi abbiamo parlato più volte qui del caso della strage di Erba e quello ci ha insegnato in maniera molto chiara che ciò che è stato raccontato dalla stampa e dai giornali molto spesso era addirittura l'opposto di quello che poi risultava negli atti una volta avuti a disposizione gli interi atti di indagine e processuali. Quindi stiamo dicendo cose che sono un po' campate per aria, no? Da questo punto di vista degli elementi concreti. Però quello che è più importante secondo me è capire appunto quali sono i punti di riferimento di carattere normativo, generale, di struttura, diciamo così, e di modalità di indagine, quali sono i punti fermi, diciamo, che devono valere sempre, a prescindere dal caso specifico per come ci è raccontato, perché magari un domani sappiamo o verremo a sapere che il caso specifico ha caratteristiche diverse. Cioè quello che conta, secondo me, è, diciamo, capire, ai fini anche di leggere correttamente quello che c'è scritto sui giornali e che apprendiamo tutti i giorni, quali sono invece le norme che sono poste a fondamento di queste delicate fasi di esercizio della giustizia, dall'indagine fino al processo. Lei si riferiva prima appunto alla questione dell'indizio e alla valutazione, diciamo, che deve essere logica della prova. Anzi, in questo momento però noi siamo in una fase nella quale si sta raccontando un po' di tutto, a dire il vero, leggendo i giornali. Allora, la fase dell'indagine
per Però, chiarirlo. domanda, non c'è una disparità in questa fase oggettiva tra l'accusa e la difesa? Perché in questo momento, per esempio, sappiamo che anche i consulenti della difesa, genetisti a loro volta, non possono avere in mano tutti gli elementi di cui dispone l'accusa, no? Allora, la sua domanda è, diciamo, il tema principale della Perché dottrina. le chiedo scusa, la interrompo ancora prima perché Sì, mi è venuta in mente un'altra cosa. Perché, insomma, il principio base ce l'abbiamo scritto nella sì, Costituzione. che è il contraddittorio, Quindi immagino. la parità Ecco. fra accusa e difesa. Ecco, allora, se posso, in pochissimi secondi, perché questo è un tema centrale per qualsiasi ragionamento processuale. Nel nostro sistema la prova si forma al dibattimento, cioè non in questa fase. Per cui la disparità, come l'ha giustamente chiamata lei, è giustificata da che cosa? È giustificata dal fatto che tutto quello che viene fatto nell'indagine dal pubblico ministero non vale come prova, ma solo come valutazione per decidere se andare a processo o no. Questa disparità è, diciamo così, temperata dalla possibilità per la difesa di fare a sua volta una sua indagine difensiva, cosa che sta facendo coi consulenti. Questo è il nostro sistema processuale, il sistema cosiddetto all'americana accusatorio. In teoria. No, no, in pratica è questo qua. Poi dopo gli utilizzi, diciamo, concreti distorti sono un'altra cosa. Però questo è il sistema, è vero. C'è una disparità, ma perché l'indagine non vale come prova. Il nostro vecchio codice, prima del 1989, invece raccoglieva un'altra istanza, cioè quella per cui fin dall'inizio dovesse esserci un contraddittorio di tipo paritario davanti a un giudice. Però si è scelto per tutta una serie di ragioni di ritenere che questo vecchio sistema cosiddetto inquisitorio non fosse sufficientemente garantista, quindi addirittura il nostro sistema all'americana, diciamo, dovrebbe essere un passo avanti. Poi è chiaro che oggi con l'informazione, con la rincorsa, diciamo così, alla chiusura delle notizie, alla chiusura dei casi, l'indagine è diventata il momento centrale del processo, però dovrebbe essere il dibattimento. Durante le indagini si fanno le conferenze stampa e si passa un messaggio fondamentale, cioè abbiamo preso l'assassino. L'ha detto un ministro dell'interno. Con quale conseguenza processuale molto pericolosa? Che poi questi processi, se si fa il dibattimento dove si dovrebbe formare la vera prova, vanno davanti alla giuria o comunque al giudice misto tra giudice e giurati popolari. È chiaro che i giurati ci arrivano avendo già ricevuto quella quantità di notizie ritenute prove che invece dovrebbero diventare prove davanti a loro. Abbiamo la pubblicità e poi torniamo in onda. Ehi, ascoltatore di Radio Padania, il sondaggio
E come anticipato prima della pausa pubblicitaria, siamo in collegamento con il dottor Marzio Capra, biologo e componente dello staff del laboratorio di genetica forense dell'Università di Milano, la sezione di medicina legale. Buongiorno dottor Capra e grazie per aver accettato il invito. Ci mancherebbe. Allora, dottor Capra, profittiamo, tra virgolette, della sua disponibilità per cercare di capire qualcosa in più rispetto a un argomento del quale i giornali parlano sempre di più in occasione delle indagini e delle vicende giudiziarie e del quale però credo che ciascuno di noi abbia una conoscenza molto molto parziale, per essere eufemistici, ovvero il DNA e l'utilizzo della genetica degli studi di genetica forense, delle competenze di genetica forense ai fini appunto del processo e dell'indagine ancor prima. Credo di poter dire, dottor Capra, che è una disciplina abbastanza recente, che ha avuto uno sviluppo parecchio impetuoso anche in termini di innovazione tecnologica, e il tutto risale più o meno a 30 anni fa, quando Sir Alec Jeffreys scoprì il modo in cui in sostanza arrivare a una specie di impronta digitale genetica, cioè che individuasse proprio quel singolo individuo, no? E ci fu di lì a poco un'immediata applicazione giudiziaria nel caso dell'omicidio a 2 anni a 3 anni di distanza di 2 ragazze quindicenni inglesi nella contea di Leicester. Inizialmente, diciamo, fu arrestato un 17enne con qualche problema di ritardo mentale, diciamo così, perché vicino al luogo in cui era stato compiuto l'omicidio della seconda vittima, la seconda ragazza quindicenne, aveva detto qualcosa circa l'ubicazione del cadavere che lo rendeva sospetto, aveva addirittura confessato, se non sbaglio, questo ragazzo 17enne, in virtù degli studi appunto del professor Jeffreys, cioè dello studio del DNA ai fini dell'individuazione di quella singola persona sulla base di tracce ricavate dalla scena del delitto. Quel ragazzo alla fine fu scagionato. Quindi la prima applicazione, se non erro, del DNA è servita per togliere dai guai un innocente, e per arrivare poi del tutto casualmente, penso di poterlo dire, perché il modo in cui si arrivò a risolvere il primo caso con l'utilizzo del DNA è abbastanza romanzesco per certi versi, perché ascoltando una conversazione in un bar di uno dei paesi dove era stata uccisa una ragazza, una signora sente un gruppo di operai parlare e uno di questi operai dice una cosa interessante. Perché? Faccio una premessa che ci riporta tra l'altro curiosamente a quello screening di massa che è stato fatto, così è stato detto, anche nel caso dal quale siamo partiti prima, cioè l'omicidio di Yara Gambirasio. Anche in quel caso gli inquirenti inglesi, siamo nell'86 mi sembra, fanno uno screening di massa del DNA di un campione di soggetti maschili ritenuti potenzialmente gli assassini, tra virgolette, no? Mi sembra più di 5.000 persone furono prelevato il DNA. Dopodiché questa signora sente al bar un operaio che dice: ma a me sono state date 200 sterline per consegnare il mio profilo di DNA al posto di quello di un mio collega di lavoro che era già stato incriminato anticamente per atti osceni e quindi non voleva dare il suo DNA perché aveva paura di. La signora va dalla polizia e in poche parole viene trovato il colpevole, Colin Pitchfork, il quale viene arrestato, poi alla fine si scopre che era stato lui, no? Ho riassunto bene la vicenda, no. diciamo. Ha riassunto bene, se non sbaglio anche questo è stato oggetto poi di una ricostruzione anche in un libro, se non sbaglio, Impronta di sangue, che ricostruisce un pochettino un po' tutta questa vicenda, uno dei primi utilizzi appunto della prova del DNA in ambito giudiziario. Ecco, diciamo dottor che in Italia siamo arrivati dopo qualche anno, perché chiaramente il metodo che si utilizzava allora era un metodo che era estremamente complesso e complicato. Figuriamoci che ai primi tempi si utilizzava ancora il radioattivo per marcare appunto questi frammenti di DNA, e quindi in Italia abbiamo cominciato a utilizzarlo dai primi anni 90 in avanti con alterne fortune. Mi ricordo che era stato utilizzato uno dei primi casi anche per il famoso delitto di Roma, quello di Simonetta Cesaroni, che però non ha portato a dei risultati, diciamo, particolarmente interessanti. Anni dopo è stato riaperto e ancora anche recentemente appunto erano stati analizzati ulteriormente questi reperti, evidentemente perché le prime tecniche
non consentire, le prime tecniche degli anni 90 non consentivano di approfondire le cose come si possono fare oggi. Ecco. Poi negli ultimi 20 anni ha avuto uno sviluppo notevolissimo. Ecco, dottor Capra, allora, per quel che ci è dato di sapere, naturalmente, è una domanda che partendo da quei lontani tempi, neanche tanto lontani a dire la verità in termini cronologici, però il punto è, oggi prendere l'impronta digitale del soggetto, per così dire, in inglese si dice fingerprinting, no? Cioè prendere l'impronta digitale del soggetto tramite il DNA, è una procedura assolutamente certa di identificare quel soggetto? Cioè la procedura porta con certezza all'identificazione di un solo soggetto in presenza, o meglio, glielo chiedo, di quali tracce bisogna disporre per poter identificare concretamente un soggetto sulla base di reperti trovati sulla scena del crimine? Allora, diciamo che la tecnica è sicuramente affidabile, è un'affidabilità che si avvicina al 100%, nel senso che oggi abbiamo delle metodologie di laboratorio che ci permettono di caratterizzare in maniera estremamente precisa e compiuta il profilo genetico di un soggetto. Ci sono tuttavia, chiaramente come in tutte le cose, dei punti critici. Cioè, prima di tutto noi dobbiamo sapere che se il campione biologico che andiamo ad analizzare, nel caso specifico, è effettivamente riconducibile a questo soggetto. Cioè, io non sbaglio dal punto di vista tecnico, estrapolo esattamente il profilo genetico, ma se mi date il tampone buccale del soggetto A e invece del soggetto B, io alla fine dico che il soggetto A ha quel profilo e in realtà quel profilo è da attribuire all'altro soggetto. Cioè, è chi ha prelevato questo campione, come l'ha prelevato, si è assicurato che effettivamente questo campione è riconducibile a questo soggetto? Questo è uno dei punti di criticità. Come è stato conservato questo campione? È stato prelevato in maniera corretta? È stato messo in una busta di sicurezza in maniera tale che nessuno possa averlo sbagliando semplicemente, non volutamente, e sostituito con un altro? Molte volte vi dico, i campioni biologici che vengono prelevati con finalità appunto di database, per ragioni di praticità si preferisce conservarli a temperatura ambiente, perché è più semplice piuttosto che doverli mettere nei freezer a bassa temperatura e poi dover effettuare di conseguenza i trasporti mantenendo la del freddo. È conoscenza comune, faccio molte volte questi esempi giusto per spiegarmi che il branzino surgelato, quando viene trasportato dalla Sicilia al nord Italia, viene trasportato all'interno di contenitori refrigerati, non viene scongelato durante il trasporto, è ricongelato, perché sennò va male. E la stessa cosa è il tampone buccale. Ora, se io ho un tampone buccale che è congelato, ogni volta che lo devo spostare da il posto dove l'ho prelevato al laboratorio dove verrà analizzato, lo devo portare in un contenitore refrigerato, ed è una cosa che è complessa. Allora, per evitare questo, cosa si fa? Si prendono questi tamponi e si fanno asciugare, va bene? Si fanno asciugare perché il materiale asciutto si degrada molto più lentamente, e per l'analisi del DNA un tampone asciutto può essere tenuto anche a temperatura ambiente anche per degli anni, sicuramente per dei mesi. Il problema è il tampone. Per farlo asciugare non devo tampone questo cotton fioc che ho strofinato all'interno della bocca per raccogliere un po' di tracce della saliva, per farlo asciugare lo devo lasciare aperto. E se lo lascio aperto in una stanza sterile va bene, se lo lascio aperto sul bancone dove è effettuato il prelievo, dove passa magari qualcuno e si mette a starnutire, ho una possibile fonte di contaminazione, ovviamente. Se il tampone lo metto in piedi sopra anche un tavolo da laboratorio per farlo asciugare, il tampone ha una sua base nella quale lo maneggio, lo lascio in piedi come una penna, lasciato in piedi su un tavolo, e passa qualcuno e dà un colpo al tavolo e il tampone cade, la superficie di cotton fioc va a impattare contro il tavolo. Se il tavolo non è pulito rischia di inquinarsi. Ecco, ripeto, sono queste qui le criticità. Dal punto di vista tecnico non abbiamo problemi, una volta che il campione è sicuro, a estrapolare un profilo genetico che sia pienamente attendibile dal punto di vista scientifico, anche perché prima di solito questa è una procedura di controllo che effettuiamo noi, immagino che la effettuino anche in altre parti. In Svizzera sicuramente lo effettuano, fanno una cosa di questo tipo. I campioni di riferimento, cioè i campioni che sono i più importanti, perché dobbiamo stabilire una corrispondenza fra il reperto e l'altro, e di solito i campioni di riferimento sono anche abbondanti, nel senso, una volta che ho il soggetto non ho un problema, anziché effettuare un solo prelievo e effettuarne due. D'accordo? Allora i campioni di riferimento vengono analizzati in momenti separati da operatori separati per dare la certezza del risultato. Cioè, in altre parole, io ho un tampone buccale effettuato su di me, lo faccio analizzare a lei, dopodiché
un altro tampone buccale effettuato su me, lo faccio analizzare a un altro soggetto e voglio vedere che i due risultati combaciano. Nel momento in cui questi due risultati combaciano, posso dire che il profilo genetico di capra marzio è esattamente questo, perché ho fatto due esperimenti separati con due operatori separati in due momenti separati, e tutti e due mi hanno dato questo esito. Ecco, questo qui per una, diciamo, certificazione ulteriore di qualità del profilo genetico del soggetto di interesse. Ecco. Cosa diversa è l'analisi delle tracce, perché chiaramente non si può pretendere che ogni volta che succede un fatto di sangue l'assassino lasci delle tracce così abbondanti, lasci per forza due capelli, lasci per forza due tracce di sangue o cose di questo tipo. A volte si è fortunati che le tracce sono abbondanti e quindi è possibile effettuare più volte questi tipi di test e quindi abbiamo la ripetibilità. A volte le tracce fondamentali sono rappresentate da un capello, e quindi in quel caso bisogna fare l'accertamento in maniera sicuramente corretta, ma bisogna soprattutto tenere presente che si ha una sola possibilità, e quindi quella possibilità deve essere garantita con la massima affidabilità sia di laboratorio che di gestione appunto del reperto prima e dopo. Ecco, ed è un processo verificabile questo, cioè io parlo dal punto di vista di chi eventualmente si trova nella condizione di indagato, diciamo così, e comunque in generale è verificabile che un campione sia stato identificato, raccolto, conservato bene secondo tutte le garanzie che lei ha elencato? Tutto è verificabile, cioè, nel senso, di solito l'utilizzo di questi reperti viene tracciato. Il problema è che magari a volte non viene tracciato adeguatamente, bisogna vedere se questo tracciamento non adatto, questa catena di custodia non sufficientemente documentata, diciamo, è sufficiente per far cadere, diciamo, le accuse o i risultati. Non è detto, ripeto, uno riverifica tutta la catena di custodia, vede se tutto quanto è stato segnato in maniera corretta e quindi se dall'analisi di questi documenti è possibile certificare che tutto sia stato fatto in maniera corretta, ma non sempre purtroppo questo qui è possibile, ma non riesce a dimostrare che c'è stato un errore, però dici mi manca questo documento, sì, quindi io non so. Capito. Ecco, l'avvocato Dauria voleva porle un quesito, una domanda. Sì, se posso, ti saluto, ci diamo del tu perché ci conosciamo da qualche decade, anzi tu dai primi test. Ecco, dai primi test. Io credo si possa aggiungere forse una cosa alla tua ricostruzione chiarissima per far capire. La traccia di DNA, cioè quella che si trova sul luogo del delitto, quella che viene repertata nel caso di cui sta parlando il giornalista sul corpo della vittima, quella può essere, diciamo così, in qualche modo violata nel corso della sua gestione sia in laboratorio che sul luogo del crimine da parte dell'investigatore che interviene. Ma vorrei provare a spiegare agli ascoltatori, già diciamo così può nascere non del tutto informativa, perché può aver subito degradazioni, contaminazioni, può essere così esigua da dare poche informazioni genetiche già all'inizio, no? A priori. Questo vorrei. Ecco, dottor Capra, su questo quesito che ha posto l'avvocato Dauria, io volevo aggiungere una domanda con riferimento al fatto di Yara Gambirasio, ma esclusivamente dal punto di vista di ciò che sappiamo, perché noi non conosciamo, credo, nessuno niente di preciso. Quindi, un quesito generale partendo da lì. Un corpo che, stando alla ricostruzione offerta dalla Procura, giace per 3 mesi in un campo all'aperto da novembre a febbraio, reca tracce, diciamo così, di DNA affidabili, sicure. Io parlo in maniera molto, diciamo, impropria, non scientifica, però credo che lei mi abbia capito. Guardi, allora, dare delle risposte certe in questo campo è estremamente complesso. Io quello che posso portare la mia esperienza. Allora, anni fa abbiamo risolto un caso di omicidio a Piacenza su un corpo di una giovane prostituta che era stata strozzata e uccisa e poi seppellita sotto il greto del fiume, sotto il greto del Po. Era stata seppellita
in periodo invernale, per cui dopo qualche mese, a seguito di intercettazioni, si è scoperto dove il corpo era stato lasciato, eccetera, e questi protettori l'avevano uccisa, l'avevano seppellita lì. È stato recuperato il corpo non era riconoscibile, è stato fatturato il test del DNA per poter dare una identità certa appunto al cadavere, e in queste circostanze erano stati prelevati i margini ungueali ed erano stati effettuati i tamponi anche sui genitali interni. Il corpo era in condizione non riconoscibile, ma diciamo non era decomposto, chiaramente non ci trovavamo da fronte a uno scheletro, ci trovavamo di fronte a un corpo in stato di decomposizione avanzato, ma non tale da non permettere il riconoscimento visivo, ma ancora sostanzialmente riconoscibile dal punto di vista del corpo. Certo. E in questo caso abbiamo trovato i profili genetici dell'aggressore sia sotto i margini ungueali che sui tamponi genitali che erano stati effettuati. Chiaramente si tratta di posizioni del corpo che sono protette, stiamo parlando dei margini ungueali, quindi una superficie in cui il materiale rimane più più protetto, o le cavità naturali del corpo. E il fatto che era stato seppellito sotto della terra l'aveva anche un po' preservato, diciamo, dagli insulti atmosferici o delle altre cose. Un corpo sotterrato si ricompone più lentamente rispetto a un corpo lasciato sopra all'aperto, per cui bisogna vedere di volta in volta. Certamente un abito lasciato all'aperto perde parte delle sue caratteristiche informative, più questo tempo in cui è sottoposto agli insulti atmosferici si prolunga. Però diciamo che e nel caso specifico, appunto, voi mi avete parlato del caso di Eran Gambirasio, l'unica cosa che posso osservare è che si devono fare degli studi e delle valutazioni sullo stato di conservazione del DNA in rapporto allo stato di conservazione proprio delle evidenze che sono presenti sul reperto. Ora, una cosa interessante è valutare se le evidenze presenti sul reperto sono coerenti con il segnale ottenuto a livello biomolecolare, quindi se il DNA è degradato tanto quanto le tracce, o se le tracce appaiono più degradate rispetto al DNA che è presente, proprio per poter fare una sorta di ricostruzione su come determinate tracce, determinate evidenze sono state apposte appunto sopra il reperto. Ecco, dottor Capra, posso chiederle una cortesia, diciamo, da lettore, da cittadino, da persona che apre il giornale, legge, e quindi da cittadino che si forma un'opinione sulla base della cronaca di oggi, tanto per essere chiari. Allora, io leggo oggi su un giornale che è stato dato conto, prendiamo spunto dalle cronache, ma proprio per porre le questioni in termini generali, premessa scontata, perché noi non vogliamo fare processi di nessun genere, questo è ben chiaro. Oltretutto non abbiamo la possibilità perché non conosciamo gli atti, quindi è un aiuto per leggere i giornali, ecco, mettiamola così, per capirne di più da un punto di vista scientifico. Molte volte i giornali, ripeto, fanno delle ricostruzioni molto fantasiose, cose che anche se uno non conosce gli atti dice ma questo è completamente svincolato da qualsiasi oggettività di natura tecnica. Esatto, per capire se stiamo leggendo una cosa che non ha senso oppure che invece potrebbe, e qual è invece la cosa che ha senso. Allora, un quotidiano oggi racconta, dà conto del confronto di ieri dell'indagato con il pubblico ministero, e il punto fondamentale è capire come mai quello che sembrerebbe essere assolutamente certo essere il suo DNA è stato trovato sulla vittima, in quelle condizioni là che dicevamo prima, no? Tra l'altro, anche su questo, dottor Capra, i giornali hanno detto all'inizio che questa traccia era esigua, che era degradata, che addirittura non poteva più essere utilizzata dalla difesa per ripetere il test, mentre un quotidiano, sempre mettendo tra virgolette, parlando di fondate indiscrezioni, dice oggi che questa traccia invece era quella di sangue fresco, copiosa, e che ha impregnato i leggings della vittima, cioè gli indumenti della vittima. Ecco, sono due cose molto diverse, credo, no? Sì, sono due cose queste che sono, a mio avviso, facilmente verificabili, nel senso a posteriori. E le indagini, a quanto mi risulta, sono state effettuate in diversi posti da consulenti di esperienza, che quindi non possono sicuramente aver omesso dei passaggi che sono ritenuti unanimemente fondamentali nell'indagine forense, quindi la documentazione fotografica
sia in macro che in micro di queste evidenze. E la cosa che io posso osservare, ma che ciascuno di noi può facilmente verificare personalmente, è se io prendo uno straccio, gli metto sopra delle tracce di sangue e lo lascio 3 mesi all'aperto, dopo 3 mesi vado a vedere queste tracce qui, allora queste tracce saranno meno evidenti, ma non sono sicuramente scomparse. Ci saranno sopra questo straccio, troverò molta più sporcizia perché è stato 3 mesi all'aperto, ma di certo non scompare completamente. E ricordiamoci che il sangue, dopo qualche tempo che viene apposto su un vestito, e si coagula, comunque impregna le fibre di questo vestito in maniera tale che diventa quasi impossibile da cancellare. Bisogna lavarlo veramente a freddo per tanto tempo per riuscire a cancellare delle tracce di sangue. Ecco, persone che soffrono di epistassi così, ne conosco che hanno dovuto buttare via le camicie perché nonostante tutti i lavaggi non riuscivano più a smacchiare la camicia bianca nella quale avevano perso appunto tracce di sangue. Per cui ritengo che anche se in questo caso la ragazza è stata per lungo tempo all'aperto, nel caso in cui queste tracce fossero effettivamente state copiose, abbondanti, tali da impregnare i leggings, mi immagino che qualche evidenza a livello fotografico sia rimasta e sia stata chiaramente documentata al fine appunto di spiegare appunto come queste tracce sono state rovinate. Adesso io non ho idea di come erano questi vestiti. Certo. Un conto sono dei vestiti mangiati dagli animali, ma se nel momento in cui hanno fatto questi prelievi ritengo che i vestiti fossero ancora, almeno per la gran parte degli stessi, in buone condizioni. Ecco, dottor Capra, so che tra pochi minuti dobbiamo salutarla, però vorrei porle ancora 2 questioni da valutare sempre secondo il metro e la premessa che abbiamo fatto prima. Allora, ci sono tracce di DNA ignote, tant'è vero che l'imputato l'avevano chiamato inizialmente ignoto 1 e qualcuno si domanda, allora si può supporre che vi siano ignoto 2, ignoto 3 e via dicendo. Quel che risulterebbe è che ci sono comunque almeno altre 2 tracce di DNA di un uomo e di una donna repertate su un guanto della vittima e al quale non è stato ancora dato nome. Allora, secondo qualche quotidiano di oggi, questa potrebbe essere una delle argomentazioni difensive, cioè da lì poteva saltare fuori il nome di un omicida diverso da quello che adesso è imputato, punto primo. E l'altra questione è quella, della possibilità che il DNA dell'imputato sia stato portato lì perché qualcuno ha utilizzato gli oggetti di lavoro dell'imputato o altre cose. Cioè il problema è il DNA trasportato tramite terza persona o oggetti. Questo è possibile? In che misura è possibile secondo lei? Bisogna vedere effettivamente l'intensità del segnale delle tracce biologiche repertate sopra gli indumenti, nel senso che il DNA da trasporto, prima di tutto bisogna vedere se è voluto o se è occasionale, perché se è una cosa occasionale di solito sì, il DNA trasferito è in basse quantità. Se è voluto, chiaramente il discorso è diverso, cioè io se voglio posso mettere 1 tonnellata di traccia di un soggetto ben riconoscibile o di un soggetto preso a caso, nel senso che anche i fluidi biologici particolarmente indicativi e pericolosi ai fini di una ricostruzione, quale ad esempio il liquido seminale, sono fluidi biologici che se uno va in un posto frequentato dalle prostitute di preservativi utilizzati ne trova quanti ne vuole. Allora chiaramente un conto è come mai un preservativo per puro caso finisce su un reperto, è un conto uno che volutamente mette un preservativo sopra un determinato reperto. Quindi il trasferimento da contatto bisogna distinguere se è voluto o se non è o se è dovuto al caso, ecco. Quando è dovuto al caso, i trasferimenti che vengono effettuati di solito sono minimi, quindi la tecnica ti permette di individuarli, però li individui come tracce che sono veramente esigui. È ovvio che se io prendo una provetta di sangue presa da uno che è andato a donare il sangue al policlinico e la rovescio sopra un vestito, in quel caso lì non è un trasferimento non voluto, è un trasferimento voluto e ne trasferisco quanto ne voglio di materiale. Non so, anni fa un film, quindi una versione romanzesca,
che però dal punto di vista tecnico era coerente. Non so, vi ricordate quel film con Harrison Ford, Presunto Innocente, sì, in cui addirittura il procuratore, lui è un procuratore, l'equivalente del nostro procuratore procuratore della Repubblica, era stato tra virgolette messo in mezzo dalla moglie, che aveva scoperto che aveva una tresca con una sua collega, e quindi la stessa l'aveva uccisa, e poi aveva messo tracce di liquido seminale sul suo corpo, tracce di liquido seminale che aveva recuperato dal marito nel corso di un rapporto. È normale, anche in quel caso le tracce erano evidenti, erano abbondanti, ma erano dovute a un trasferimento dalla spirale della moglie diciamo agli organi genitali della vittima. Quanto ai DNA ignoti, dottor Capra? Quello sui DNA ignoti, guardi, da una parte mi testimonia che l'indagine è stata un'indagine estremamente accurata, e dall'altra mi dà da pensare, quindi mi chiede la necessità di uno sforzo mentale per fare delle valutazioni su perché su un corpo siano stati trovati così tanti, se è vero quello che mi sta dicendo, così tanti DNA, nel senso che casi di omicidi ne ho seguiti tantissimi, ne avevo fatti qualche centinaia. Non è così normale analizzare e trovare tanti DNA di tante persone estranee, ecco. Di solito quando ne trovi uno o due è già tanto, ecco, diciamo, di profili genetici estranei. Però questo qui può essere correlato con il fatto che l'indagine è stata un'indagine molto accurata, per cui se in un caso di omicidio normale fai 50 campionature, in questo caso ne hai fatte 400, ne hai fatte 800 di campionature, quindi hai trovato qualche cosa in più. Chiaramente nel momento in cui fai 800 campionature, più DNA trovi e meno significativo purtroppo è il risultato di ciascuno di questi DNA. Ecco, questo è purtroppo inevitabile. Avvocato Dauni. Sì, beh, la ricostruzione del dottor Capra è stata utilissima per capire quello che dicevo io in apertura. Che cos'è l'indizio grave? L'indizio grave è quell'elemento che permette di creare un collegamento diretto tra questo fatto, che nel caso di specie può essere il DNA trovato sul corpo della vittima, e il fatto ignoto, cioè quello da provare. Chi ha ucciso la vittima? Ecco, da quanto ci ha detto il dottor Capra, da quanto è emerso da questa discussione approfondita, seppur fondata sugli elementi, diciamo, giornalistici emersi, da avvocato posso dire certamente una cosa, cioè la gravità dell'indizio qui è tutta da provare. Cioè, se l'indizio è preciso nel caso di specie, cioè l'analisi dà un risultato affidabile, dai contorni certi, qui quello che è complicatissimo da capire è questo indizio che rapporto ha col fatto delittuoso, perché a me viene da dire che a questo punto si possono supporre dei percorsi alternativi, chiamiamoli banalmente delle scenografie o dei film, completamente alternativi a quello che passa, cioè Bossetti da solo preleva questa persona, non si sa cosa fa, però poi la strangola, la uccide e forse gli dà qualche colpo di taglierino. Questa che è, diciamo, la ricostruzione, il film che passa da questo arresto, beh, in base a questi elementi, ma da un punto di vista tecnico-giuridico, cioè la valutazione della gravità dell'indizio, consente invece di pensare a delle ipotesi completamente diverse in cui la figura di Bossetti sulla scena del crimine può essere completamente differente. Può passare da una inavvertita e non volontaria, diciamo così, contaminazione a una contaminazione diversa, magari operata da chissà chi, fino a dire che
magari c'entra qualche cosa, ma non è stato certamente il solo a operare su quel cadavere, o magari ha operato addirittura nel momento in cui quel cadavere era tenuto chissà dove, magari l'ha occultato, magari l'ha incontrato e ci si è avvicinato, ma magari non ha niente a che vedere con l'omicidio. Questo è il problema giuridico di questo processo, cioè la valutazione della gravità di questo indizio, cioè della portata probatoria di questo DNA. Guardi, prego, dottor Capra. Quello che ha detto lei è estremamente vero. Difatti mi faceva venire in mente alcune riflessioni che avevo fatto anni fa, quando si parlava, speriamo che adesso in Italia parta il DNA database, eccetera. E io ho sempre avuto mostrato le mie perplessità su questo DNA database, non perché non lo voglia, perché indubbiamente è uno strumento che è estremamente utile, ma perché a mio avviso l'introduzione appunto di queste schedature di soggetti che hanno avuto un passato diciamo criminale o che sono venuti comunque a contatto, e dicevo bisogna tenere ben presente che questo in qualche maniera sviliva quelli che sono i risultati dell'analisi del DNA, cioè quel DNA come lo facciamo in Italia, come lo facciamo fino a qualche mese fa, fino a qualche anno fa, come stiamo ancora comunque facendolo, visto che il DNA database non è ancora attivo, ha una valenza che è straordinaria, nel senso che noi analizziamo determinati reperti, nei casi di crimini verso ignoti, compiuti da soggetti ignoti, noi analizziamo un profilo genetico dalle tracce biologiche trovate sulla scena del crimine, estrapoliamo questo profilo, prendiamo le sue caratteristiche e poi lo confrontiamo con soggetti che bene o male sono stati attenzionati dalle forze dell'ordine, per cui il maresciallo piuttosto che l'ispettore e così ha un sospetto su un soggetto e lo segue, viene indagato, viene interrogato, perché magari, e vediamo che c'è questo match e troviamo questa piena corrispondenza. E quindi allora al soggetto siamo arrivati con l'investigazione di tipo tradizionale, poi la scienza ci ha dato questa dimostrazione tecnica che le due tracce provengono dallo stesso soggetto. Questo ha una valenza che è straordinaria. Ora, se noi abbiamo un profilo genetico, lo mettiamo dentro in un computer, il computer ci dice guarda che questo profilo qui è di quel soggetto lì, poi bisogna vedere se quel soggetto lì è un rapinatore seriale di banche, e allora tu dici sì, effettivamente il passamontagna con la sua traccia ben si attana a questa figura qui. Ma quando non ci sono altri elementi, rischi di svilire il risultato dal punto di vista tecnico. Sì. Come un esempio che facevo anni fa quando ne parlavo appunto con i partecipanti a un seminario, immaginatevi a un certo punto la situazione di quello che va su in montagna a portare la famiglia in montagna, la moglie con i bambini. Al ritorno dalla montagna, questa persona, censurabile dal punto di vista morale sicuramente, vede una ragazza di strada e decide di fermarsi e di accompagnarsi con la stessa. Ha un rapporto non protetto, dopodiché la lascia tranquillamente e se ne torna a casa sua da solo, mentre la moglie è su in montagna con i bambini. Il giorno dopo questa ragazza viene trovata uccisa da un soggetto che non c'entra niente con lui. Non c'entra assolutamente niente. Fanno l'autopsia, prelevano i campioni in sede genitale e viene fuori questo profilo. Lo mettono nel database e nel database viene il match completo con questa persona che aveva accompagnato la moglie su in montagna, perché lui era stato implicato in una rissa 20 anni prima e quindi era stato inserito in questo DNA database. Lo prendono, lo chiamano e gli dicono ma lei cosa ha fatto l'altra sera? Figuriamoci se questo qui va a ammettere di essere andato con una prostituta mentre la moglie nega, dice no, ho portato mia moglie su in montagna, poi sono tornato giù, sono andato a casa. Certo. Per gli investigatori a un certo punto dicono allora questa qui è una persona che era da sola, non ha l'alibi, è passato giù di lì, ha il telefonino che intreccia, ci tracce di liquido seminale sulla vittima, hanno parecchi elementi per portarlo per inviarlo. Poi magari invece la ragazza è stata uccisa da un altro protettore piuttosto che da un pazzo che non ha lasciato altre tracce biologiche sul corpo perché aveva lavorato in maniera pulita, e quindi diciamo che in questo caso il risultato del test del DNA viene a essere sminuito rispetto all'indagine che di tipo tradizionale. Certo, dottor Capra, se posso rubarle ancora qualche minuto, io ho una curiosità da porle sempre sulla base della lettura dei giornali, di quello che conosciamo. Sì. Allora, lei ci ha parlato prima, è stato molto chiaro, diciamo, circa il fatto della verifica delle condizioni di quel DNA di un corpo trovato su un corpo per 3 mesi all'aperto e via dicendo. Certo. Allora,
questa condizione iniziale di questa traccia trovata è importante, le chiedo, anche per arrivare a definire esattamente il nome di Ignoto 1, cioè a dargli un nome e poi arrestarlo, cioè il percorso per cui si arriva a sovrapporre esattamente le due identità, cioè, o meglio, la traccia invece all'impronta genetica dell'imputato che viene poi arrestato. Questo percorso per cui si arriva a dire è lui, dipende anche questo dall'origine di quella traccia, dalla qualità di quella traccia, dalle considerazioni che faceva prima, per arrivare con certezza a dire è lui. Sì, sicuramente, ripeto, più una traccia è in buone condizioni e più caratteristiche identificative puoi estrapolare e quindi puoi confrontarle, ma più una traccia è in buone condizioni e più ti possono venire da fare delle valutazioni su come mai una determinata traccia è così in buone condizioni in un contesto in cui magari altre tracce sono meno conservate. Ecco, voglio dire, se mettiamo insieme un branzino e un altro pesce e lo lasciamo all'aperto e dopo 6 mesi trovo il branzino che è perfettamente conservato mentre la storia non c'è più, forse dico che magari c'è un qualche cosa che non funziona. Questo è un punto importante, secondo me, un punto molto importante, no? Perché è un elemento, diciamo, che deve essere verificato da chi difende l'imputato. Sì, ma sicuramente ritengo che sia stato verificato. Adesso io posso parlare. No, certo, in linea generale. In generale, molte volte, per cui quando anche i giornali dicono erano tracce straordinarie, erano tracce che erano perfette, io dal punto di vista tecnico dico vabbè, sarà, però a questo punto qui se effettivamente così mi vengono più delle domande, dico se il corpo non è in ottime condizioni, come mai le tracce sono in ottime condizioni? C'è qualche cosa che non mi torna. Ecco. Senta, manca un pezzo della storia. Qui manca un pezzo della storia, l'indagine accurata, come diceva il dottor Capa, probabilmente ha portato a rilevare alcuni elementi, questo test genetico di massa ha portato a dei risultati, ma la vicenda è tutta da ricostruire, cioè il contenuto, le informazioni che questo DNA, nelle modalità nelle quali è stato trovato, nelle quantità, nel rapporto tra la sua non degradazione e le condizioni del corpo, fanno realmente pensare che il concetto di gravità dell'indizio e quindi l'elemento portante di questo mezzo di prova nel caso specifico sia tutto da rileggere. Dove è stato il corpo? Quando Bossetti ha incontrato il corpo? Perché c'è una traccia di Bossetti sul corpo? Qual è la vera storia di questo rapporto, conoscenza, sembrerebbe, tra Bossetti e la ragazza, no? Cioè, questa volta la cosa... Sempre che vi sia. La cosa che mi sembrerebbe di poter rilevare è che questo caso è una vicenda nella quale veramente la prova del DNA dà uno spunto, ma dà uno spunto che è ancora tutto da investigare. Cioè l'idea che ci possa essere, come trapelato, un giudizio immediato con Bossetti che vola verso il processo, può essere da parte della procura un boomerang, perché uno staff di consulenti che evidenzi queste cose e uno staff giuridico che evidenzi queste cose, dico di più un logico forse, potrebbero veramente far capire alla corte, ai giurati, che manca un pezzo del film. E se manca un pezzo, come si fa a dire che Bossetti è l'autore? Io ne ho parlato, posso dirlo, lo accenno, con il massimo organo mondiale su questi temi, che è l'Innocence Project americano fondato dagli avvocati di O.J. Simpson, e il mio contatto con l'Innocence Project era stato molto colpito già dal fatto che si ritenga il responsabile colui del quale è stato trovato del DNA senza sapere da quale liquido biologico provenga o materiale biologico, a distanza di 3 mesi, su un corpo dichiarato
restato abbandonato per 3 mesi, lì è morto di stenti. Ecco, ci manca una partitura di questo film. Sì, sono assolutamente d'accordo, anche perché e questo fa esattamente dà spiegazione di quello che è stato per me un errore, cioè era stato trovato questo profilo di Ignoto 1, ma è stato, a mio avviso, troppo pubblicizzato, troppo sbandierato. Cioè, a me fa male come tecnico dell'analisi del DNA sentire che per mesi, anni si è andati avanti a cercare questo Ignoto 1 e tutti quanti parlavano di Ignoto 1, Ignoto 1, Ignoto 1, adesso è stato trovato Ignoto 1 e da quello che mi sembra di capire adesso si è trovato Ignoto 1 e basta, adesso non è più sufficiente. Perché? Perché forse si è dato troppo valore all'inizio a una determinata evidenza che andava invece forse più magari prima approfondita e verificata, perché ripeto, però su questo è paradossale che per anni si è andati avanti a dire bisogna trovare Ignoto 1, bisogna trovare Ignoto 1, bisogna trovare Ignoto 1 e adesso si è arrivati a trovare l'Ignoto 1 ma forse si capisce che c'è qualche cosa ancora da spiegare. Però dottor Capra, adesso le rubo un minuto veramente, ma la questione dell'utilizzo del DNA ai fini mass mediatici informativi è curiosa, perché noi ci siamo occupati in questa trasmissione della strage di Erba e là il dato ricavato dall'esame scientifico era assolutamente opposto, cioè nessuna traccia degli assassini sulla scena del delitto, nessuna traccia delle vittime nella casa degli assassini, come secondo confessione degli assassini dove sarebbe dovuto essere, perché loro hanno raccontato siamo andati a casa e siamo lavati e tutto il resto. Qui il RIS ha fatto il suo straordinario lavoro, ma ha concluso in maniera chiara con un dato che era clamoroso all'epoca. Eppure a quel dato lì non è stata data alcuna rilevanza mediatica. Invece in questo caso abbiamo un ministro della Repubblica che dice abbiamo preso l'assassino. Sono due trattamenti opposti, o sbaglio? Sì, assolutamente, sono due trattamenti opposti, con l'aggravante che in un caso era un fatto efferato di sangue in cui venivano coinvolte più persone e quindi la possibilità di trovare tracce di queste persone doveva essere ancora più significativa. Però ripeto, questo si scontra con quelle che sono le esperienze pratiche sulla scena del crimine. A priori uno dice nel momento in cui uccidi quante persone? 3 persone, 4 persone? Quasi 5. Quasi 5 appunto, perché dopo c'era anche la quinta, dovresti trovare ragionevolmente nei luoghi da te frequentati più profili genetici, o ben difficilmente trovi solamente un profilo genetico. Nei casi che mi sono trovato a affrontare, di solito in omicidi plurimi le tracce che trovi sono quasi sempre tracce che sono miste. È difficile che tu calpesti solamente le tracce del soggetto A e non calpesti le tracce del soggetto B e C. È difficile che usi un coltello diverso per il soggetto A e un coltello diverso per il soggetto B, per il soggetto C, per il soggetto D, per cui sulla lama che poi gocciola vai a perdere di solito delle tracce che sono frammiste. Però ripeto, questo è quello che normalmente ti accade. Purtroppo su queste ricostruzioni non arrivi a valori di probabilità così elevati del 100%, dici nell'80% dei casi, nel 90% dei casi succede così, ma c'è un 10% in cui può succedere in maniera differente. Le posso chiedere un'ultima cosa, dottor Capra, relativamente al fatto che la mamma dell'imputato dice no, io non ho mai tradito mio marito, quel figlio lì non è il figlio di quella persona, il cadavere recuperato dell'autista, eccetera, eccetera. Ecco, ho fatto l'esempio pratico per capirci, ma da un punto di vista generale possiamo dire che invece su quel punto non c'è alcun dubbio, cioè quella persona è esattamente figlio di quell'altra persona deceduta nel 99 che non è suo padre, adesso senza entrare nel discorso familiare che può essere... Guardi, io conosco il tecnico che ha fatto il test del DNA per stabilire la paternità, è una persona estremamente scrupolosa, per cui sicuramente ha fatto tutti gli approfondimenti del caso necessari per essere arrivato a valori di paternità talmente elevati che la possibilità, due persone non possono essere tutte e due padri, certo, ambidue della stessa persona, e quindi dal punto di vista tecnico non penso che ci possano essere
dei dubbi, anche se stiamo parlando di popolazioni che sono altamente imparentate fra di loro e quindi hanno parecchie caratteristiche in comune, ma conoscendo, ripeto, chi ha fatto questo trattamento sicuramente ha fatto tutti gli approfondimenti del caso per poter dare questo risultato, per cui lo ritengo certo. affidabile. Bene, dottor Capri, io la ringrazio. Ci mancherebbe. Lei ci ha aiutato a capirne di più, io le auguro buon lavoro. Altrettanto a voi. Grazie ancora e a risentirci. Auguroni, Grazie. arrivederci. Avvocato Dauria, qui come dire, abbiamo, credo, utilmente puntualizzato alcune cose, ma mi pare di capire che, lei diceva giustamente prima, qui manca, come dire, una ricostruzione che abbia un senso. E qui torniamo, facciamo credo un passo indietro rispetto alle analisi scientifiche, facciamo un passo indietro perché credo che in tutti i casi ci voglia, come dire, un movente, ci voglia una ricostruzione credibile di una serie di fatti, perché non credo che al di là del discorso del DNA possiamo spendere tante certezze, per quello che ne conosciamo, sia ben chiaro, noi stiamo ragionando su quello, però va anche detto che, tanto per fare qualche esempio, sempre rispetto all'altro caso di cui ci siamo occupati, la strage di Erba, nel momento in cui gli inquirenti hanno degli elementi, è evidenza empirica che la stampa li enfatizza. Quindi se ci fossero state delle cose a corroborare questa prova regina, chiamiamola così, del DNA, c'è alta probabilità che sarebbero uscite, no? Quindi qui abbiamo celle telefoniche, significano poco, perché l'imputato abitava lì, percorreva quelle strade fin da quando era ragazzino e quindi significano poco. Abbiamo abitudini di vita che sono, credo, inconferenti in maniera assoluta con l'omicidio, perché che uno vada a farsi una lampada non so quanto possa entrare, diciamo, nella ricostruzione di una storia. Abbiamo però, per controcanto, l'assenza totale di contatti telefonici, via chat, internet, eccetera, fra la vittima e l'imputato. Quindi questo è sicuro. Abbiamo anche un elemento molto pratico che, ripeto, prescinde del tutto dalle indagini scientifiche, che stando a quello che è stato ricostruito, ma questo credo con un buon grado di certezza, la ragazzina è uscita di casa in sostituzione della sorella che doveva uscire al posto suo per portare uno stereo alla palestra all'ultimo momento, e certamente non si è messa d'accordo con l'imputato, diciamo, per trovarsi in un determinato luogo, perché sarebbe il risultato delle indagini telefoniche, e invece non c'è alcun contatto né in quel giorno né nei mesi precedenti né mai, a quello che ci è stato dato di sapere ovviamente, tra la ragazzina e l'imputato, con una differenza di età di 30 anni oltretutto. Io faccio un'altra considerazione. Nel caso, e glielo chiedo come avvocato che ha trattato materialmente, diciamo, in processo, in dibattimento queste vicende, se ne occupare, si dà il caso, diciamo, di una persona che compie un unicum di atto di omicidio nella sua vita, perché se dobbiamo presumere un contatto ragionevolmente tra una persona di 44 anni maschio e una ragazzina di 13 anni, una bambina praticamente, dobbiamo pensare che vi sia un movente sessuale fondamentalmente, no? Nell'attrazione verso questa ragazzina di bambina di 13 anni, cosa che è stata pure esclusa perché non si dà alcuna traccia di natura sessuale o tentativo di violenza. Allora il movente qual è? Cioè, nel senso, quale potrebbe essere? Io glielo chiedo in base alla sua esperienza concreta, pratica, di casi concreti. Però per dare un senso, nel senso che qui abbiamo il DNA, è vero, no? Abbiamo capito che è vero, e poi con tutti i limiti di cui abbiamo parlato prima e che abbiamo compreso prima. Ma per il resto c'è una storia che, dati gli elementi che conosciamo, in piedi non sta. O no? Glielo chiedo a lei proprio come parere professionale. Allora, provo a rispondere al parere complesso. Allora, io non sono uno di quelli che ritiene che si debba sempre trovare un movente perché il movente sarebbe un elemento determinante. Certamente il movente, quando c'è, tra l'altro anche lui si chiama indizio, può essere utile nella ricostruzione, ma poi lo sappiamo, i percorsi mentali, i percorsi di vita, le situazioni sono imponderabili. Persino, se me lo consente, pensare a una costante presenza
nelle nostre azioni di un libero arbitrio può essere messo in dubbio, per cui il fatto di dover trovare sempre il collante del movente, su questo ho i miei dubbi. Però che cosa deve trovare alla fine chi? Il giudice, no? Quindi la ricostruzione processuale deve trovare la certezza degli elementi su cui fondare il giudizio di condanna, perché in assenza di questi l'incertezza degli elementi porta al giudizio di assoluzione. Quindi la differenza di età, l'assenza di precedenti specifici, una vita tranquilla, certamente sono degli elementi che possono corroborare la ricostruzione generale, però per condannare per omicidio una persona, ma anche non per omicidio, per qualsiasi reato, il nostro codice prevede la prova, oltre ogni ragionevole dubbio. Il che vuol dire che i dati su cui si fonda il ragionamento del giudice devono essere inoppugnabili e inattaccabili logicamente. Abbiamo visto nel caso della strage di Erba che non è così. La strage di Erba, io è un credo unicum, lei dice? Che sia non un unicum, ma un'icona del sistema processuale e dei rischi che questo sistema ogni tanto deragli. Perché deraglia? Possono essere mille le motivazioni, e forse ci vorrebbero altre 10 puntate per parlarne. Possono deragliare perché tutti siamo umani, per tante ragioni tecniche, per tante ragioni psicologiche, però il punto è sempre tornare a quello, cioè il diritto è una scienza fondata su delle regole che non sono matematiche ma che sono logiche. Se si riesce a creare attraverso gli elementi di prova un ragionamento logico, inoppugnabile, il soggetto è condannato. Altrimenti no. Nel caso di specie, oggi, a mio avviso, questi elementi non ci sono. E fatemi dire, il signor Bossetti forse può provare a spiegare perché c'è lì il suo DNA, come mai, farà delle ipotesi che cercherà le più convincenti. Ma mi scusi, però se io mi metto nei panni dell'innocente... Ma non ha niente da spiegare, no, chiedo scusa, poi io ragiono magari in maniera, come dire, terra, però se io mi figuro, che è una possibilità, non è da escludere, che l'imputato sia innocente, ma come diavolo fa a spiegare come il suo DNA è finito su un corpo? Infatti, non si può chiedere la prova paradossale. Anche perché se no torniamo all'inquisizione. Sì, diventa paradossale il ricercarla. Se lui sa qualcos'altro, come nel caso di quella vicenda che raccontava il dottor Capra, se si è avvicinato al corpo poi non l'ha voluto dire perché si sarebbe trovato ovviamente l'attacco giudiziario e mediatico addosso, se ha visto quel corpo era lì, queste cose forse potrebbe chiarirle, perché o dice: signori, non so come è finito quel DNA, ma non vi posso dare una spiegazione, oppure dice perché è finito lì il suo DNA e se vuole lo dice perché è l'autore del delitto, oppure può dire perché è finito lì il suo DNA e magari lui non è l'autore del delitto. Nel secondo caso ha la tutela giuridica del poter non accusarsi, cioè non è obbligato a dire se è l'assassino perché è lì il suo DNA. Ma negli altri casi con forza deve avere il coraggio di dire non lo so, senza cercare chissà quale ragione, perché nel caso di specie però questo può non saperla la ragione. Però questo ha anche a che fare con il discorso di comunicazione mediatica di cui dicevamo prima, perché se tu presenti il DNA come la prova dell'assoluta certezza, una persona, sempre mettendomi nei panni in questo caso non del colpevole ma dell'innocente, una persona si vede portata in carcere e dice: beh, insomma, qua c'è una prova colossale e io mi alambicco per cercare di capire come mai c'è questa certezza assoluta. Poi abbiamo capito che certezza assoluta
è tutto da dimostrare nel corso del contraddittorio, del processo, del controesame della difesa e via dicendo. Però immagino uno che fa il muratore, dice c'hai il DNA tuo, sei spacciato, no? Cioè è una prova enorme. Allora a quel punto io dico, no, magari il coltellino, l'attrezzo da lavoro, cioè mi Parlavamo figuro, di erba, no? E da è una reazione istintiva. Tantissime confessioni su cui ci sono dubbi enormi. L'Innocence Project di cui parlavo prima dice proprio questo: attenzione, perché nel 20% dei casi confessati spesso la prova scientifica può addirittura portare a un verdetto diverso. Avvocato Dauria, noi siamo alle 12.01, io la ringrazio e naturalmente credo che avremo modo di confrontarci di nuovo su questi argomenti, giusto non per fare appunto un'attività impropria, ma per cercare di capire meglio anche quello che leggiamo, che è anche una forma, come dire, uso un parolone che si usava una volta, di educazione civica minima, no? Cioè cercare di mettere le cose al loro posto dal punto di vista delle garanzie, delle leggi e della tutela delle libertà di tutti e dell'esercizio della giustizia a favore di tutti. Grazie all'avvocato Luca Dauria e un buon pomeriggio a tutti coloro che ci hanno seguito. Grazie a voi. Paolo, ho trovato l'asilo che cercavo. Una bella sede col giardino. Il personale mi dà fiducia.